Che bel concerto a Taglio di Po per la chiusura dell'Università Popolare. Siamo con il maestro Simone Alberghini. Avete fatto un ensemble particolare, multietnico, e so che a fianco a lei c'è la sua collega Veronica Simeoni. Grazie. Ecco, a questo punto, siccome sono stati straordinari, ci facciamo dire il nome, anche perché penso sarà molto difficile per me presentare i ragazzi Cinesi. Allora, con lei facciamo presto. Giorgia Cavaliere. Chen Yao Ying. Liang Yixiao. Wang Ying. Margherita Maria Ferrarese. Yang Chen. Ai Xin-Lu. Il maestro che ha accompagnato i ragazzi. Andrea Zanellato. Dario Bevacqua. Un applauso ve lo faccio io virtuale. Che dire, io sono rimasto stupito. Penso è una delle prime uscite che fanno i ragazzi, o sbaglio? Beh, alcuni hanno già avuto esperienze, comunque diciamo che sì, sono i primi concerti che fanno e che li devono temprare per altri palcoscenici più importanti ancora. Ecco, il Conservatorio di Adria è un conservatorio importante, tra l'altro della provincia di Rovigo, è una delle poche che ha 2 conservatori all'interno, quindi è una tradizione che ci fa piacere avere nella nostra provincia. Perché scelgono questi studenti, anche stranieri, Adria in particolare? Oddio, andrebbe fatta una domanda a ognuno di loro. Però. Io all'epoca scelsi Adria perché è un posto tranquillo, molto giusto, perché carino. La professoressa maestra è laureata del Conservatorio di Adria. Esatto. Quindi punti di vantaggio ce ne sono tantissimi, uno su tutti è che si studia, perché non ci sono tante distrazioni, quindi diciamo che questo è il nocciolo fondamentale del discorso. I ragazzi possono concentrarsi e studiare tanto. Giusto? Sì, perfetto. Chi più chi meno. Ma... Quindi meditate, gente, meditate. Se volete diventare grandi e straordinari interpreti di opera, venite ad Adria. Esatto. Perché hai scelto l'opera? Tu che sei giovanissima, e soprattutto perché nel nostro immaginario è uno stile forse obsoleto, invece? Invece è molto semplice la mia spiegazione, perché ho sentito dei cantanti lirici e ho detto wow, incredibile, che cassa armonica che hanno, voglio anch'io imparare. E da lì in realtà è andato tutto crescendo. E l'amore per la lirica comunque in queste zone è famosissimo, diciamo. E in più poi ho trovato persone come loro che sono meravigliose, ti stimolano ad imparare sempre di più e essere te stessa nella lirica. Ragazzi, complimenti ai maestri. Io che sono fondamentalmente un profano, mi sono emozionato, grazie. Grazie. Più grande complimento. Esatto, grazie. Grazie.